Buongiorno, ben ritrovati, buon lunedì, siamo in diretta come sempre, tanta oggi la cronaca, anche tanti collegamenti con i nostri colleghi delle varie redazioni. C'è stato un assalto in una villa a San Zenone degli Ezzelini, fra poco ci collegheremo con il nostro Lucio Zanatto, con un imprenditore che è stato picchiato, legato e rapinato da almeno 3 persone, e poi andremo invece a Padova, dove c'è un giallo, un uomo ritrovato prima agonizzante e poi è morto poco dopo. Si indaga per omicidio, e poi torneremo a parlare di un'altra rapina o di un altro agguato in una villa. Proseguono le indagini nel Vicentino, e subito, come vi dicevo, un altro assalto in una villa nel Trevigiano a San Zenone degli Ezzelini. Lo vedo già pronto per noi il nostro Lucio Zanatto. Lucio, buongiorno. Buongiorno Daniela, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. Mi trovo lungo via Cabembo a San Zenone degli Ezzelini. Alle mie spalle la villa di Fabio Gallina, 61 anni, titolare del Forno d'Asolo, mentre da questa parte la pizzeria invece Cabembo, che con i titolari che gli hanno prestato soccorso. Cosa è successo ieri sera intorno alle 20? A quanto si è appreso, Fabio Gallina stava rientrando a casa e all'interno ha trovato dei ladri che si sono tramutati in rapinatori, perché l'hanno subito aggredito, gli hanno tirato un pugno in faccia, l'hanno mezzo stordito, dopodiché l'hanno legato con delle fascette e con anche il collare, insomma il guinzaglio del cane, per poi mettere a soqquadro l'intera villa e riuscire ad aprire la cassaforte, portare via 20.000 euro in contanti e una pistola. Dopodiché si sono dileguati nella notte. L'imprenditore, pur ferito e sanguinante, nel tempo è riuscito a liberarsi. Teniamo conto che l'assalto in villa è capitato intorno alle 20, 3 persone almeno, stando alle prime notizie, diciamo così, le prime dichiarazioni proprio della vittima. È riuscito così a percepire, perché poi è stato anche a quanto pare coperto negli occhi, quindi non riusciva a capire quante persone ci fossero realmente. Comunque lui ha contato 3 persone. A un certo punto questi si sono dileguati nella notte e lui dopo un po' è riuscito a divincolarsi, pur sanguinante, dalle fascette e a scendere dalla villa lungo la strada ed arrivare qui in pizzeria in mutande e ancora con alcune fascette addosso, e pur sanguinante. I titolari l'hanno subito soccorso, esterrefatti, e dopodiché in questo momento si trova ricoverato all'ospedale. Ci sono indagini in corso, la situazione è ancora, come potremmo definire, estremamente calda, per capire come si sia messo in atto questo vero e proprio assalto in villa, appunto, da parte di queste 3 persone. Molto probabilmente all'inizio doveva essere un furto che poi è degenerato in rapina, e anche in rapina estremamente violenta. E proprio per questo noi abbiamo sentito Renzo Luccadello, che è uno dei titolari della pizzeria qua a Cabembo, ed è stato anche uno dei primi a soccorrere appunto la vittima, a soccorrere, ricordiamo, Fabio Gallina, 61 anni, titolare del Forno d'Asolo, persona tra l'altro molto conosciuta qui a San Zenone degli Ezzelini. Io direi che a questo punto sentiamo direttamente la sua testimonianza e poi a te la linea, Daniela. Ieri cosa avete visto? No, non abbiamo visto nulla. Lui che è arrivato qua legato, con le mani dietro, col cane, che è un pastore, e basta. Là abbiamo chiamato subito i carabinieri, dopo è arrivata l'autovolanza e effettivamente sono arrivati. Lui era qua in mutande, l'abbiamo coperto con delle coperte nostre, perché così. Sanguinante anche? Un po' tutta la faccia tutta sbattuta. Ecco, questo è quello che posso dirgli, perché poi di più non... Tutto questo è accaduto verso che ore? 9? Secondo lui è accaduto verso le 8, qualcosa, però lui è arrivato qua quasi alle 11. Alle 11? 10 e mezza passate, perché avevamo appena chiuso le porte, stavamo facendo le pulizie. È arrivato qua e mio figlio, che è venuto fuori, l'ho visto, dico, ma dove va quello là così in mutande? Insomma, ho preso paura, dopo sono fuori, ho visto che conoscevamo, che era lui, insomma. E fra pochi minuti parleremo anche di un'altra rapina, un altro agguato in villa nel Vicentino. Dopo sentiremo la nostra collega, indagini ovviamente in corso per risalire
ai rapinatori di quest'altro imprenditore. Potrebbe, ma ovviamente si usa il condizionale, potrebbe essere anche la stessa banda, il modus operandi è simile, indagini ovviamente da parte dei carabinieri e questa sera torneremo anche a parlare ovviamente di questa rapina nel Trevigiano. Ora noi ci spostiamo in Friuli, dove ci sono stati 2 incidenti gravissimi fra sabato e domenica. Nel tardo pomeriggio di ieri lungo la provinciale 15 a Povoletto, per causa al vaglio delle forze dell'ordine, un motociclista di 52 anni, Matteo Cecchinel, originario di Mestre, residente a Feletto Umberto alle porte di Udine, ha perso il controllo del proprio veicolo ed è uscito rovinosamente dalla carreggiata. È morto dopo il tremendo impatto con un palo della pubblica illuminazione. Sul posto hanno operato a lungo personale del 118 inviato dalla centrale operativa Sores Friuli Venezia Giulia e i vigili del fuoco del comando provinciale. Le disperate operazioni di rianimazione non hanno dato purtroppo esito. Lavorava come impiegato amministrativo all'Università di Udine e faceva parte anche della Proloco di Tavagnacco. Ed un altro incidente invece nella tarda serata di sabato, anche questo mortale, a Cividale, lungo la strada regionale 356, un uomo di 49 anni, Cristian Chiappo, di Premariacco, ha perso il controllo del suo scooter all'altezza dell'incrocio che porta a Prepotto, cadendo rovinosamente a terra, seppur celeri, inutili però purtroppo i soccorsi. L'uomo è morto praticamente sul colpo. Rilievi da parte degli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Cividale del Friuli. La vittima era conosciuta nel territorio per la sua attività nel settore del movimento terra, svolta inizialmente nell'ambito familiare e successivamente in proprio. La notizia della morte ha rapidamente raggiunto la comunità locale, suscitando cordoglio tra conoscenti e residenti dell'area del Cividese. E noi continuiamo con la cronaca, perché rimaniamo sempre in Friuli, anzi no, vedo già collegata con noi la nostra Luisa Bertini. Parlavamo prima di un altro assalto in villa nel Vicentino, sentiamo come proseguono le indagini. Qualcuno dice potrebbe essere anche la stessa banda che ha colpito nel Trevigiano. Luisa, intanto buongiorno, a te la linea. Sì, buongiorno a te, buongiorno ai nostri telespettatori. Continua senza sosta qui nel Vicentino la caccia alla banda che venerdì sera intorno alle 23 ha assaltato la villa dell'imprenditore, ex senatore Alberto Filippi. Banditi che lo hanno atteso, come abbiamo raccontato, in garage per poi minacciarlo, picchiarlo e poi si sono introdotti in casa rubando tutti i preziosi. Noi oggi siamo tornati a sentire le parole toccanti dell'imprenditore che adesso vi facciamo ascoltare insieme. Intanto come si sente lei oggi? Vista la situazione mi sento abbastanza bene, dolore alla schiena, l'occhio ormai l'ematoma è uscito tutto, la mano è molto gonfia ancora, però psicologicamente sto bene perché i miei familiari stanno bene. Ecco, dopo 2 giorni che cos'è che resta? La rabbia, l'insicurezza? No, resta quello che sarà il futuro, cioè come la vita sarà affrontata da me, dalla mia famiglia, dalle mie bambine dopo un'esperienza drammatica come quella che abbiamo dovuto subire. Ecco, esperienza drammatica, quali sono stati i momenti che lei oggi a mente fredda, diciamo, ricorda con più vigore? Li riassumerei in 3 pillole, cioè il momento dell'aggressione in garage, poi l'ora di attesa sapendo che mia moglie e le mie bambine erano sequestrate al piano superiore, e poi quando mi hanno portato al piano superiore le ho viste che stavano bene. Ecco, questi sono i 3 momenti proprio dove potrei riassumere il dramma che si è vissuto. Lei dice noi comunque abbiamo reagito con forza.
Io lo dico sempre, noi siamo i Filippi, dobbiamo reagire, nulla ci deve stendere. Nella vita io ho affrontato tanti momenti anche difficili e la storia dice che comunque li ho superati, supereremo anche questi e cercheremo di superare seguendo un po' quella che è il pensiero anche taoista. Non tutti i mali devono venire per nuocere e quindi cerchiamo di crescere anche attraverso le disavventure. Ecco, e avete sentito le parole toccanti dell'imprenditore Filippi e intanto, come anticipavo, continuano le indagini da parte dei carabinieri, dove a giocare un ruolo chiave con ogni probabilità saranno le immagini acquisite dalle telecamere di videosorveglianza. Si indaga ovviamente anche sui targa system presenti in zona per ricostruire i movimenti dei malviventi. Noi abbiamo sentito anche l'avvocato di famiglia Cesare Dalmaso, che adesso ascoltiamo insieme, poi la linea può tornare allo studio. Le indagini proseguono, fondamentali anche le immagini della videosorveglianza e anche dei targa system. Sì, abbiamo fornito vari elementi che sono tutti al vaglio degli inquirenti adesso, i quali stanno proprio analizzando anche le informazioni che sono state date dalla famiglia. Potrebbero esserci degli sviluppi interessanti, di cui a breve però ci è stato anche detto e pregato di non dare altre ulteriori informazioni. Ecco, l'altro ieri sopralluoghi da parte dei carabinieri che indagano un po' su tutti i fronti. Ieri No, il sopralluogo ha dato un esito positivo insperato. Si stanno valutando e si stanno guardando tutti i movimenti che ci sono stati nella zona e anche prima, e quindi vediamo, abbiamo fiducia. E l'imprenditore Alberto Filippi, pestato e rapinato, avete sentito poco fa le sue parole, la paura e la proprio drammaticità di quello che è accaduto. Lo avremo ospite, lo avrà ospite il nostro vice direttore Ferdinando Avarino a Ring alle 22:30. Dunque l'imprenditore parlerà anche qui in trasmissione per raccontare quello che è accaduto. Lo ricordiamo, fatto similissimo accaduto questa ieri sera nel Trevigiano, dove un altro imprenditore è stato picchiato e rapinato. È riuscito in qualche modo a chiedere aiuto. Avete sentito le parole anche del testimone che si è trovato l'imprenditore legato ancora, che chiedeva aiuto. Ovviamente l'arrivo immediato dei carabinieri, del SUEM 118, l'uomo è stato ricoverato. Parleremo e torneremo a parlare di questo anche nel corso dei nostri telegiornali a partire dalle 18:30 e 20 con il Veneto e 19:30 con Treviso. Noi rimaniamo ora a Treviso perché c'è stato lo sgombro del Park dal Negro. Don Giovanni ha dormito con i migranti sotto i portici, ma ce ne parla e ci racconta tutto il nostro Christian Arboit. Christian, buongiorno, a te la linea. Buongiorno a te Daniele, a tutti i telespettatori di Antenna 3, anche da parte di Nicoletta Rizzetto. Non solo Don Giovanni Kirchner, che poi sentiremo, ha dormito qui sotto i portici con alcuni dei migranti sgomberati l'altro giorno dal Park dal Negro, ma anche Gigi Calesso di Coalizione Civica, Caterina Dozzo, consigliere comunale per la lista di Denardi, e poi c'è anche AVS qui rappresentata da Marco Scolese. C'è una mobilitazione, una vera e propria
mobilitazione, Daniele, attorno a questi ragazzi sgomberati appunto dal park dal Negro, perché il tema che si pone ora è come aiutarli, ma poi come affrontare più in generale un fenomeno che non è più un'emergenza, e così la situazione è stata affrontata questa notte con questo atto. Possiamo definirlo un atto di protesta o come possiamo definirlo, Doz? Un atto di protesta, ma anche un atto di solidarietà, un atto per contrastare quell'invisibilità che sembra essere un meccanismo ormai consolidato per trattare alcuni temi. Purtroppo appunto più si tende a invisibilizzare certe persone, più si possono dare delle risposte che a volte sono anche non veritiere. Quindi abbiamo deciso con i nostri corpi di affiancarci, di creare questa mobilitazione pacifica, silenziosa e notturna e renderci visibili per chiedere a gran voce delle soluzioni dignitose. Questo è il tema, quindi avete dormito con loro, con questi migranti, c'era anche lei. Calesso, com'è andata la notte? La notte è andata bene, non abbiamo avuto nessun tipo di problema. Ovviamente per noi che abbiamo un luogo dove andare a dormire non è la stessa cosa dormire qui una notte o anche più notti rispetto a chi invece è costretto a farlo contro la sua volontà per un periodo indefinito di tempo. Il problema qui è di trovare delle soluzioni che servano oggi per questi 11 ragazzi che non sono stati accolti nei centri di accoglienza, ma che servano domani per quelli che con ogni probabilità continueranno ad arrivare dalla rotta balcanica. Per cui deve essere chiaro, secondo me, due cose: che non parliamo di barconi, perché i ragazzi che vengono dal Pakistan non sbarcano, non c'entrano le ONG, non c'entra nulla di tutto questo, arrivano e continueranno ad arrivare lungo la rotta balcanica. E il secondo aspetto è che le associazioni di volontariato e i gruppi che erano presenti qui, gli attivisti sociali e politici, non è che chiedono solo, ma sono quelli che con interventi mirati, necessari e di supplenza delle istituzioni hanno consentito nei mesi freddi che decine di senza tetto non dovessero dormire all'addiaccio per notti e notti. Lei, Calesso, fa riferimento soprattutto al dormitorio di Monigo. Sappiamo che in questi giorni, in queste ore, sono mobilitati anche i volontari di Monigo. Ecco, ci spieghi questo scatolone? Questo scatolone è un oggetto che abbiamo voluto portare qui ieri sera per dire appunto che noi stiamo con loro e con loro anche fisicamente, perché ci sono dei momenti in cui l'attività anche politica ha bisogno non solo di dichiarazioni e di proposte, ma ha anche bisogno di atti concreti, come è stato quello di dormire qui stasera insieme a loro. Prima di farvi sentire Scolese per AVS, sentiamo Don Giovanni Kirchner. Don Giovanni Kirchner che questa notte ha dormito con i migranti e lancia dei messaggi molto concreti alla politica, dicendo che a questo punto vanno coinvolte le categorie economiche e che anzi già un dialogo imprenditori. Sentite le parole di Don Giovanni. Perché lo avete fatto? Che messaggio avete voluto lanciare? Il fatto che non ci sono persone di serie A e persone di serie B, quindi quelli di serie A hanno la casa e possono stare tranquilli, mentre quelli di serie B possono anche dormire per strada perché in qualche modo sono invisibili. Ci siamo spostati dalla loro parte in modo che tutti potessero vederli, perché purtroppo se a dormire in strada sono gli italiani, allora si accendono i riflettori e non sono più invisibili. Che cosa deve fare il comune, che cosa deve fare la prefettura operativamente per dare una mano a queste persone? Ma io penso che la questione non sia quello che deve fare il comune o che deve fare la prefettura, ma è quello che dobbiamo fare noi insieme. Troviamo un modo per collaborare, perché io credo che né la prefettura né il comune abbiano tutte le risorse o le capacità o le competenze per affrontare il problema. Se ci mettiamo insieme come cittadini, come sistema, con le associazioni di categoria, con i sindacati, con Confindustria, con tutti quelli che possono dare una mano, se ci mettiamo insieme probabilmente una soluzione complessiva si può trovare. Quindi serve un tavolo allargato anche alle categorie economiche, perché tanti di quei giovani che voi state supportando lavorano.
Io ho l'impressione che le categorie economiche siano anche interessate e disponibili. Ho avuto un segnale in questo senso questa settimana, quindi penso che ci sia disponibilità da parte loro. Dormirete sotto i portici anche stanotte, Don Giovanni? E se non ci sono delle risposte, la nostra intenzione è quella di continuare, lì o altrove. Le avete sentite le parole di Don Giovanni? Se non arrivano risposte continuerà a dormire a fianco ai migranti, quindi continuerà questa mobilitazione. Ma avete sentito anche Don Giovanni dire un'altra cosa: serve un tavolo allargato alla Confindustria e ai sindacati, che ci sono già delle disponibilità da parte delle categorie. Scolese, lei rappresenta AVS e vengo da lei, quindi c'è un interesse anche del mondo delle aziende nei confronti di questi ragazzi. Sì. Molti di questi già lavorano. Esatto, allora intanto un plauso a Don Giovanni, perché come un moderno San Francesco lascia la comodità del suo letto per porre l'attenzione su questo tema, e quindi non possiamo rimanere indifferenti al Don che ha dormito proprio qui fuori su un sacco a pelo senza neanche un materassino. E poi ovviamente il coinvolgimento delle categorie economiche. E in questi giorni e di questi giorni appunto l'intervento della Regione Veneto, che promette case a prezzi calmierati per i dipendenti appunto del mondo della sanità o della scuola. Qui stiamo parlando di persone che lavorano, ok, e che hanno dei lavori meno specializzati rispetto a quelli della sanità e a quelli della scuola. Quindi se già è faticoso e difficile accedere agli affitti per chi ha un lavoro appunto qualificato, figuriamoci per questi, che poi sono le persone che consegnano a domicilio le nostre pizze o che portano in tavola, permettono di portare in tavola le eccellenze trevigiane come l'asparago e il radicchio. Sono operai delle nostre fabbriche. Quindi la questione riguarda assolutamente tutti, non è solo la sensibilità del Don rispetto al prossimo, è proprio un tema che deve riguardarci tutti quanti come categorie appunto sociali, politiche ed economiche. Quindi condividiamo un programma per poter dare una soluzione dignitosa a chi con il proprio lavoro non riesce ad accedere ad una casa in affitto. Dozzo, lei è pronta questa notte a dormire nuovamente all'addiaccio? Certo, assolutamente sì, finché ce ne sarà bisogno. Noi credo che come amministrazione dobbiamo essere presenti e sentirci responsabili di tutte le persone che attraversano, vivono la nostra città, dare vita a una città accogliente che accoglie anche attraverso questi gesti, per, come dicevo prima, combattere quell'invisibilità a cui si cerca di incastrare, in cui si cerca di incastrare chi vive in situazioni di fragilità come questa. Noi questa mattina poi ci siamo svegliate e svegliati e siamo andati al lavoro, ed era un'esperienza, diciamo, straordinaria all'interno delle nostre quotidianità, ma appunto, come è stato detto, per molte di queste persone non è una scelta, è un incastro dovuto a dei falli, dei vuoti che ci sono nel nostro sistema giuridico, ed è bene che noi ci prendiamo carico di questa cosa nei tavoli preposti con tutta la forza e la determinazione, e direi come voce unica dell'amministrazione. Io non credo che in questa cosa ci debbano essere colori politici, perché si tratta di diritti umani, si tratta di Costituzione, di legge, e che quindi va al di sopra delle nostre idee. Si tratta di garantire diritti alle persone che stanno nella nostra città tanto quanto ci stiamo noi. Calisso, chiudo con lei, un appello, si sente di lanciare un appello? Sì, mi sento di lanciare un appello a tutti i soggetti che in questa città hanno la possibilità di incidere rispetto a questo problema. Abbiamo già visto il ruolo dell'associazionismo, abbiamo visto il ruolo del volontariato, chiediamo un lavoro incisivo dell'amministrazione comunale, auspichiamo appunto che le categorie economiche e i sindacati facciano la loro parte, perché vede, quello che noi non vogliamo è una città dai due volti che stanotte casualmente si sono incrociati, perché lì dove dormivano i ragazzi c'è la vetrata di un'agenzia immobiliare di lusso. Allora noi non vogliamo più una città che da un lato sia la città degli appartamenti di lusso e dall'altra parte sia la città dei senza tetto. Vogliamo una città in cui c'è la possibilità di vivere dignitosamente per tutte e tutti. Messaggio forte e chiaro, grazie Calesso, grazie Scolese, grazie Dozzo. Daniela, con Nicoletta Rizzetto ti restituisco. Grazie davvero a Cristian Arboite e Nicoletta Rizzetto. Noi continuiamo con la cronaca e ci spostiamo immediatamente a Padova. L'avevamo detto all'inizio di questa prima edizione, un giallo, il corpo ritrovato per strada, si indaga per omicidio, ce ne parla la nostra Valentina Visentin. Valentina, a te la linea, buongiorno.
Sì, buongiorno da Padova, si indaga per omicidio. Questa notte, poco prima di mezzanotte, è stato ritrovato il corpo di un 48enne nel punto proprio dove ci troviamo noi in questo momento. Siamo in via Isonzo, dietro l'aeroporto di Padova, una zona piuttosto isolata della città. Poco prima della mezzanotte un passante ha dato l'allarme vedendo un uomo agonizzante in evidente stato di difficoltà, sdraiato a terra lungo la strada. Sul posto sono arrivati i soccorsi, ma l'uomo è deceduto mentre stavano tentando di rianimarlo. Il medico legale ha riscontrato numerose ferite d'arma da taglio, di punta e di taglio sull'addome, sul torace, sul collo e sul viso. E sul posto è arrivata la polizia scientifica e gli agenti della squadra mobile che il pubblico ministero di turno hanno cercato per ore, per tutta la mattinata, l'arma del delitto, un coltello che però al momento non è stato ritrovato. Hanno impiegato anche metal detector per cercare in un'area anche piuttosto boschiva. Qui siamo vicino a un argine dove, tra le altre cose, 3 anni fa, poco lontano, era stato ritrovato cadavere, uno spacciatore anche in quel caso accoltellato. Con il metal detector a lungo hanno cercato nell'area boschiva che vedete alle mie spalle, ma per il momento non è stato trovato nulla. Tra le ipotesi, tantissime le ipotesi, si indaga a 360 gradi, anche se si esclude la rapina, perché il 48enne, che è già stato identificato, la vittima aveva con sé il portafoglio con i soldi, tutti gli effetti personali, e quindi si esclude che possa trattarsi di una rapina finita male. Queste per il momento le informazioni che abbiamo. Il 48enne è stato identificato, si tratta di una persona residente in provincia di Padova. Ancora le generalità non sono state divulgate, ma dovrebbe essere un 48enne italiano residente nella provincia di Padova. Da Padova è tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie davvero a Valentina Vicentino. Ovviamente se ci saranno ulteriori notizie, ulteriori risvolti rispetto a questo omicidio, potrai chiederci la linea. Noi continuiamo sempre con la cronaca, andiamo nel veneziano e torniamo a parlare invece di un altro fatto grave, l'aggressione, l'ennesima aggressione al pronto soccorso, questa volta di Dolo. Ce ne parla la nostra Ilaria Marchioli. Ilaria, buongiorno, a te la linea. Buongiorno anche a te Daniela, buongiorno ai nostri telespettatori. Esatto, quanto accaduto al pronto soccorso di Dolo, l'ennesimo episodio di violenza nei confronti degli operatori sanitari, in questo caso dell'ULSS 3 Serenissima, un giovane di 19 anni di Fiesso d'Artico che era stato preso in carico dopo una rissa in un locale poco distante. Proprio mentre veniva medicato e sottoposto agli accertamenti del caso, ha iniziato a inveire contro l'infermiera del triage, sputandole addosso, e facendo la stessa cosa anche con un autista dell'auto del mezzo del SUEM 118 che era andato in suo soccorso. Non bastasse, si è comportato in maniera violenta anche nei confronti della guardia giurata che era sul posto e che a sua volta è intervenuta provocando un trauma cranico. L'infermiere e l'autista del SUEM sono stati dimessi poco dopo, mentre per la guardia giurata le condizioni sono più serie e si trova ancora in ospedale. Qui insieme a noi c'è il direttore generale dell'ULSS 3 Serenissima, Massimo Zuin. Benvenuto direttore, grazie per essersi messo a nostra disposizione. L'ULSS 3 come ha deciso di comportarsi questa volta in questo caso? Beh, intanto ovviamente è partita una denuncia rispetto al gesto di questo ragazzo, insomma, che è andato in escandescenza. È evidente che siamo qui oggi a parlarne. Ovviamente l'anno scorso abbiamo avuto un'aggressione più o meno al giorno alla nostra azienda, tra verbali e fisiche, quindi è un gesto purtroppo non raro. Intanto va tutta la nostra ovviamente solidarietà ai colleghi dell'azienda sanitaria e anche alla guardia giurata, che è quella che poi ha subito maggiormente i danni da questa aggressione. Noi chiediamo a tutti di essere disponibili e gentili da parte dei nostri operatori, ma vediamo che molte volte purtroppo questo non basta, essere disponibili, perché poi quando ci sono gesti di questo tipo ovviamente si arriva all'aggressione. È avvilente, lavoriamo perché il nostro personale ovviamente si prenda cura di tutti e poi questi a volte sono i risultati. Cercheremo ancora di più di lavorare nella prevenzione per quanto ci riguarda, anche se questi casi sono difficilmente intercettabili. Ecco, avete deciso di intraprendere anche un'azione legale? Sì, assolutamente. Insomma, stamattina è partita la denuncia verso il ragazzo che ha
con l'autore del gesto ovviamente, ma ripeto, sono casi purtroppo quotidiani che succedono nella nostra azienda, quindi quello che serve è una maggiore consapevolezza delle persone che chi va al pronto soccorso sta male, ha bisogno di cure, e quindi non deve essere messo in condizione chi opera di essere in difficoltà, di non sapere chi ha di fronte e di potersi aspettare di tutto. Quindi questo è quello che chiediamo a chi viene ai nostri pronti soccorsi, e da parte nostra cerchiamo sempre di dare il massimo, e quindi la massima solidarietà al nostro personale che lavora in prima linea tutti i giorni. Ecco, ferma condanna da parte del governatore Stefani, che ha detto: gli episodi di violenza continuano a crescere, troppo spesso a pagarne le conseguenze sono proprio coloro che dedicano la propria vita professionale alla cura degli altri. Proprio per questo, per cercare di evitare episodi simili, oltre alla solidarietà abbiamo scelto di intervenire con azioni concrete per sostenere e proteggere chi opera in prima linea, destinando oltre 60 milioni di euro, ha detto Stefani, alle indennità per il personale dell'emergenza urgenza, una misura che coinvolgerà circa 3.200 lavoratori del sistema sanitario regionale, tra infermieri e operatori sociosanitari, riconoscendo la particolare gravosità del lavoro svolto nei pronto soccorso tra servizi più esposti a carichi di lavoro elevati e anche a rischio di aggressioni. Dunque un'iniziativa che arriva anche dalla Regione, proprio per venire incontro e aiutare gli operatori sociosanitari, chi appunto lavora nel settore anche maggiormente a stretto contatto, per aiutarli e dar loro una mano, ma soprattutto sperando che questo tipo di episodi non avvengano più con questa frequenza. Tra l'altro ricordiamo che anche l'ULSS 3 si era già attivato ormai qualche anno fa, proprio con corsi specifici di formazione per il personale, in modo che riuscisse in qualche modo ad evitare questi episodi. Ringrazio il direttore generale dell'ULSS Serenissima, Massimo Zuin. Qui da Mestre restituisco la linea allo studio. Grazie davvero a Ilaria Marchiori, grazie anche al suo ospite. Noi ci fermiamo qualche istante di pubblicità e poi torniamo con altra cronaca e altri servizi. E siamo tornati nuovamente in diretta in studio, continuiamo con la cronaca e torniamo a parlare del piccolo Adam, il bambino di 2 anni morto durante un intervento considerato di routine all'ospedale di Rovigo. Ieri la manifestazione dei genitori con 200 persone della comunità egiziana arrivate da tutta Italia. Sul caso è stata aperta un'inchiesta da parte della Procura di Padova. Il presidente Stefani ha annunciato l'invio di ispettori. Sentiamo le sue parole. Ecco, il piccolo Adam, la Regione manda gli ispettori all'ospedale di Rovigo? Sì, abbiamo attivato una procedura con Azienda Zero che permette ovviamente delle visite ispettive dopo l'audit clinico da parte del reparto. Questo è quello che noi amministrativamente dobbiamo fare, poi ovviamente la Procura farà il suo corso e noi siamo assolutamente convinti che la Procura sarà in grado di dimostrare eventuali responsabilità del caso. Ed ora andiamo in provincia di Pordenone, dove c'è stato un infortunio sul lavoro. Per noi sul posto Federico De Rossa. Sì, buongiorno e ben ritrovati. Oggi ci troviamo a Ramuscello, frazione di Sesto Arregana, più precisamente lungo la strada regionale 463, all'esterno della ditta Venchiaredo, dove questa notte intorno a mezzanotte e 20 si è verificato un grave incidente sul lavoro. Più precisamente un operaio di 36 anni stava lavorando nella linea di produzione di formaggio Stracchino quando improvvisamente si è ferito gravemente alla mano destra con una macchina porzionatrice. Sul posto si è attivata la macchina dei soccorsi, arrivati gli operatori sanitari del 118 e i carabinieri anche della stazione di Fiume Veneto per tutti i rilievi del caso. E fortunatamente non è in pericolo di vita, lo diciamo fin
da subito, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Pordenone e da quanto ci riferiscono proprio gli stessi carabinieri del comando provinciale di Pordenone ha ricevuto una prognosi di 30 giorni e attualmente è ricoverato ancora in ospedale. Seguiranno sicuramente ulteriori aggiornamenti questa sera al telegiornale di Pordenone, al telegiornale regionale. Per il momento da Ramuscello è tutto, a te in studio. E noi continuiamo a parlare di infortuni sul lavoro e torniamo nel Veneto. Aumentano gli infortuni nei primi mesi del 2026 e in provincia di Belluno cresce la preoccupazione per le cadute dall'alto tra le principali cause di infortuni. Un segnale chiaro arriva dal territorio. La sicurezza sul lavoro resta una priorità, soprattutto nei settori dell'installazione, della manutenzione e del sistema casa, dove il lavoro in quota è all'ordine del giorno. Negli ultimi 30 giorni in provincia di Belluno si sono registrati 3 infortuni causati da cadute da scala. Un dato che conferma un trend preoccupante affrontato nel corso di 2 incontri promossi dal Comitato Paritetico Regionale per la Sicurezza. Fondamentale il contributo di istituzioni e professionisti. Il portato di interventi di questa casistica è molto vario e però cospicuo, perché può andare dal deltaplanista che scendendo si è incastrato su un albero o su una linea elettrica a qualcuno che stava lavorando in quota ed è rimasto appeso, sperabilmente con i dispositivi indossati e quindi incolume sostanzialmente, ma è da recuperarsi, quando anche non sono situazioni più importanti dove c'è stato veramente un incidente, c'è da fare un recupero sempre utilizzando cordi, sistemi di assicurazione, dove dico il sistema di recupero ad esempio va progettato. Ogni intervento deve partire da una pianificazione accurata, valutazione dei rischi, procedure chiare e formazione adeguata sono elementi indispensabili per ridurre gli incidenti. In questo ultimo mese praticamente sono successi 3 gravi infortuni da caduta dalle scale. Ecco, la scala si sottovaluta, è una caduta invece che crea tanti danni alle persone, per cui quando cadi da 1,5 metri, 2 metri ti fai male purtroppo. Ecco, suggeriamo il discorso di rispettare le regole. Dalle analisi emerge che molti incidenti derivano non solo da comportamenti errati ma anche da carenze organizzative e progettuali. La formazione in quota varia dal semplice lavoro su una copertura, lattonieri, coperturisti, fino ad arrivare a lavori in forte esposizione, in fune, come disgaggisti, montatori di reti paramassi. Nel lavoro, a differenza dell'alpinismo, il rischio non è una scelta, deve essere sempre controllato e ridotto attraverso competenze e rispetto delle regole. L'unica cosa che ci dà risposta a essere moderni è diminuire gli infortuni che abbiamo. Bisogna fare uno sforzo tutti quanti, assieme alle imprese, assieme ai lavoratori, assieme ai rappresentanti dei lavoratori, gli RLST, però questo sforzo deve essere fatto. E noi torniamo a parlare di cronaca, lo facciamo ancora in Friuli Venezia Giulia, dove 2 chili di hashish sono stati occultati in auto, 2 stranieri sorpresi dai carabinieri arrestati giovedì a Povoletto. Sorpresi con 2 kg di hashish in auto ad un controllo dei carabinieri sulle strade di Povoletto, 2 stranieri di 31 e 36 anni sono stati arrestati per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il controllo dei carabinieri è avvenuto giovedì sera da parte dei militari del nucleo radiomobile della compagnia di Udine insieme ai colleghi della sezione operativa. Entrambi gli arrestati risultano residenti a Udine. Il veicolo è stato intercettato e perquisito dopo che gli occupanti avevano manifestato atteggiamenti sospetti. La perquisizione sia personale che del veicolo stesso è stata effettuata con la collaborazione dei carabinieri in borghese. Nell'abitacolo, occultati sotto la ruota di scorta, erano custoditi 20 involucri di plastica da circa 100 grammi ciascuno, contenente hashish, pronti per essere ceduti sul mercato della droga di Udine e Interland. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e 2 arrestati condotti nel carcere di via Spalato, a disposizione dell'autorità giudiziaria per l'udienza di convalida. Ed ora andiamo a Trieste, una bomba inesplosa e 2 pistole, singolare ritrovamento che ha reso necessario l'intervento della squadra degli artificieri nel bosco del Farneto durante un'operazione di pulizia del polmone verde di Trieste.
2 pistole e una bomba inesplosa. Sono le sorprese inaspettate che hanno reso necessario prima l'intervento della polizia locale e poi quello di artificieri e polizia scientifica durante l'attività di pulizia del Bosco del Farneto, andata in scena questa mattina, sabato 18 aprile, grazie all'organizzazione del Comitato di Trieste della Croce Rossa, nell'ambito del progetto Raccogli, Recupera, Ricicla, un'iniziativa realizzata con il patrocinio del Comune, in collaborazione con Acega, Sapiesse e Amga e con il sostegno del Rotaract Club di Trieste. Mentre decine di volontari si muovevano lungo il boschetto, muniti di sacchetti dell'immondizia e guanti, alcuni partecipanti, tra cui l'assessore comunale al territorio Michele Babuder, hanno rivolto la loro attenzione a degli oggetti che spuntavano vicino a degli alberi poco distanti dalla pensilina degli autobus di Piazzale Popovic. In primis le 2 pistole di fabbricazione relativamente recente. Il rinvenimento ha reso necessario l'intervento della polizia scientifica, che ha attentamente repertato le 2 armi, in particolare una Glock. Spetterà ora agli investigatori fare le valutazioni del caso circa la provenienza e l'eventuale collegamento con episodi criminali. Gli esperti hanno effettuato sul posto, proprio nell'aiuola che dà su via Marchesetti, tutti gli accertamenti del caso, fra cui il rilevamento di eventuali impronte. Discorso ben diverso invece per quanto spuntato fra le erbacce, una bomba da mortaio inesplosa risalente alla Seconda Guerra Mondiale, ritrovamento che ha reso necessario l'intervento degli artificieri e la preventiva recinzione dell'area. L'ordigno infatti dovrà essere inertizzato con l'intervento degli esperti del Genio Militare di Udine, reparto quanto mai operativo nell'ultimo anno a Trieste, dalla bomba scoperta in porto e fatta brillare in mezzo al golfo ai proiettili di artiglieria ripescati di recente dal porticciolo di Barcola. E noi continuiamo, parliamo di conti in rosso per la Fondazione Milano Cortina, con un deficit che ammonterebbe a 310 milioni, 100 dei quali potenzialmente dovrebbero essere coperti dal CIO. Sentiamo in merito le parole del Presidente della Regione del Veneto, Alberto Stefani. Fondazione Milano Cortina, c'è un buco di 200 milioni di euro. Sì, c'è un bilancio che ancora deve essere chiuso, ovviamente ci sono delle somme che sono state messe a garanzia ancora l'anno scorso, quindi già nel bilancio che io mi sono trovato c'erano già delle somme a garanzia in maniera prudenziale, e quindi in base a questo poi faremo tutte le valutazioni del caso, considerando insomma che ovviamente le Olimpiadi richiedono dei costi come tutti i grandi eventi. Dal servizio scuolabus alle asfaltature ai tanti cantieri di lavoro pubblici avviati o in procinto di partire, comuni e province del Veneto in crisi a causa dei rincari dell'energia e delle materie prime, il dilemma dei sindaci: tagliare servizi e aumentare i costi per i cittadini. Il sindaco di Treviso, Conte, che è anche presidente di ANCI Veneto, è andato a Roma per cercare di concordare una strategia con il governo ed affrontare la questione nel lungo termine e nell'immediato. La folle corsa al rialzo dei prezzi di carburanti e materie prime in seguito alla guerra in Iran, oltre che sulle tasche dei cittadini, si fa sentire anche sui bilanci di comuni e province che nelle prossime settimane potranno essere costretti a fare delle scelte drastiche. Le ditte che erogano servizi o effettuano lavori non riescono più a portare avanti i contratti stipulati quando i prezzi dell'energia erano ben diversi dagli attuali. È grande la preoccupazione dei sindaci, che temono di dover tagliare servizi o aumentarne i costi. Penso appunto ai servizi di mobilità, quindi il trasporto pubblico locale, gli scuolabus, ma penso anche agli effetti sugli aumenti dei costi delle materie prime e quindi di conseguenza anche sui costi di cantiere che sono già avviati e che vedono le aziende potenzialmente entrare in difficoltà se i comuni non intervengono attraverso l'incremento dei costi. Incremento dei costi che in questo momento i nostri bilanci non ci consente, e quindi il rischio del cortocircuito è abbastanza reale. Il sindaco di Treviso, presidente anche di ANCI Veneto, è rientrato da Roma, dove ha incontrato il ministro all'ambiente e alla sicurezza energetica Picchetto Frattin per condividere strategie future. Però servono anche provvedimenti immediati, quindi ci mettiamo a disposizione, ci appelliamo al governo sostenendolo perché chieda a gran voce stabilità a livello internazionale, con un'Europa più forte che possa mettere la parola fine a questa situazione che incide
sempre e solo nelle tasche dei cittadini. Nell'immediato uno dei servizi più a rischio è quello del trasporto scolastico per i comuni, per le province quello delle asfaltature delle strade. Ricordo che le province in Veneto gestiscono più di 7.000 km di strade e in questo periodo solitamente si fanno i lavori di manutenzione e di asfaltature. I costi del bitume e di tutti i derivati di prodotti petroliferi hanno avuto un incremento molto significativo, per cui le richieste di rinegoziazione sono sempre più frequenti. Per il momento comuni e province stanno tamponando con trattative con le imprese. Se la situazione permane, ANCI e UPI stanno monitorando la situazione con tutti i comuni e le province del Veneto proprio per eventualmente elaborare delle proposte e farsi portavoce a livello governativo e parlamentare per interventi normativi di sostegno alle amministrazioni locali che sono in situazioni di grande difficoltà. E non nascondono la loro preoccupazione i sindaci della Marca trevigiana, tra costi alle stelle, opere ad accantonare, bilanci da far quadrare. E lancio un ultimo, veramente un accorato appello, ma credo di interpretare il pensiero di tutti i colleghi, a prescindere da colori politici. Allo Stato siamo messi male, abbiamo bisogno di interventi non solo concreti ma urgenti, perché la situazione sta veramente aggravandosi di giorno in giorno. Un appello al governo che suona più come un grido d'aiuto, quello del sindaco di Gaiarine, che come i suoi colleghi si trova a fare i conti con costi che aumentano di giorno in giorno. Da un lato ci sono lavori e servizi da garantire ai cittadini, dall'altro bilanci comunali da far quadrare. Di situazione critica parla il primo cittadino di Fara di Soligo. Nei giorni scorsi con l'ufficio tecnico ho fatto i conti di circa un 20-25% in più solamente di energia elettrica. Questo comporta circa 100.000 euro sul bilancio del comune. Anche sul tema dei rincari dei lavori pubblici e non solo, adesso faremo tutta una serie di valutazioni. Con il riscaldamento che al momento, con la bella stagione alle porte, non pesa sui bilanci, ad essere accantonati in questa fase potrebbero essere gli interventi di asfaltatura. Io che ho il mio figlio che deve fare l'ultimo anno il prossimo di scuola materna, a dover capire che cosa fare, con un grande dispiacere. Per me è addirittura più grande perché mio figlio è il primo anno, frequento attivamente questo quartiere perché sono nato e cresciuto qui e mio nonno è stato uno di quelli che hanno finanziato la costruzione dell'asilo. Ci sono dispiacere e tanta preoccupazione nelle parole dei genitori dei bimbi della scuola per l'infanzia di San Pelaio a Treviso. È di qualche giorno fa la decisione della parrocchia, comunicata loro in una riunione, di chiudere l'asilo una volta terminato l'anno scolastico in corso. È una notizia che ci è arrivata un po' caduta dall'alto, noi genitori non ne sapevamo nulla e ci ritroviamo quindi... Dunque, come avete sentito, troppi pochi iscritti per il prossimo anno scolastico e così a San Pelaio l'asilo è destinato alla chiusura, ma le famiglie non ci stanno. Io che ho il mio figlio che deve fare l'ultimo anno il prossimo di scuola materna, a dover capire che cosa fare, con un grande dispiacere. Per me è addirittura più grande perché mio figlio è il primo anno, frequento attivamente questo quartiere perché sono nato e cresciuto qui e mio nonno è stato uno di quelli che hanno finanziato la costruzione dell'asilo. Ci sono dispiacere e tanta preoccupazione nelle parole dei genitori dei bimbi della scuola per l'infanzia di San Pelaio a Treviso. È di qualche giorno fa la decisione della parrocchia, comunicata loro in una riunione, di chiudere l'asilo una volta terminato l'anno scolastico in corso. È una notizia che ci è arrivata un po' caduta dall'alto, noi genitori non ne sapevamo nulla e ci ritroviamo quindi a questo punto dell'anno a dover capire che cosa fare. Si tratta sia di noi genitori, dei bambini, ma soprattutto anche le maestre, perché le maestre sono venute a sapere di questa notizia solo il giorno prima, quindi il 14 di aprile. Purtroppo l'attività dell'asilo non è economicamente sostenibile, riferisce la parrocchia. Le 31 iscrizioni raccolte per il prossimo anno non bastano a coprire i costi. L'anno scorso le difficoltà nei conti erano state sopperite da un aiuto economico straordinario della diocesi. Soltanto per mezzo di quell'aiuto si è attivato l'anno scolastico in corso. L'anno prossimo questo aiuto non arriverà e a malincuore saremo costretti a terminare l'attività scolastica. Extrema ratio dunque, ma è anche sui tempi e sui modi della comunicazione che i genitori faticano ad accettare la scelta.
Noi sapevamo che la scuola fosse in difficoltà economica già dall'anno scorso, però poi durante tutto l'anno noi non c'è più stato riferito nulla. Sapevamo che c'erano state delle iscrizioni, erano stati fatti degli open day, ma non c'era stato detto che c'era questo rischio di chiusura della scuola. Siamo arrivati da poco, Don Alberto e io, come parroci San Pelagio e presidenti delle scuole, e ci troviamo nella situazione di prendere una decisione difficile. Capisco che questa comunicazione arrivi tardi, ma è stata davvero pronunciata dopo che abbiamo provato tutto il resto. La possibile alternativa suggerita alle famiglie dei parroci di iscrivere cioè i bimbi al vicino asilo di Ponzano, parrocchia in collaborazione con quella di San Pelaio, non piace ai genitori che ne contestano le motivazioni di fondo. Non è solo una questione di basso tasso di natalità, di un numero basso di iscrizioni, perché comunque per il prossimo anno ci sono 31 iscritti ad oggi. Per scongiurare la chiusura dell'asilo, non solo un servizio ma anche spazio di aggregazione per il quartiere, i genitori hanno deciso di rivolgersi direttamente al vescovo con una lettera e di sensibilizzare anche i residenti con una petizione pubblica. Affinché questa grande risorsa della scuola materna parrocchiale non cessi con quest'anno scolastico. Sensibilizzare la popolazione, perché secondo noi la scuola materna è una risorsa per il futuro, non solo per il presente. Ed ora invece vediamo l'esibizione di Paolo Tagliamento, che è un violinista di formazione internazionale, diplomato a 15 anni con lode e menzione speciale al Conservatorio Verdi di Milano. L'ascoltiamo perché poi lo avremo qui ospite. Beh, noi abbiamo il piacere e l'onore di averlo qui con noi, Paolo Tagliamento. Intanto buongiorno, grazie davvero per essere qui. Buongiorno a lei, grazie dell'invito. Insomma, abbiamo sentito davvero bellissimo e sentirlo così, ma sentirlo dal vivo immagino che sia ancora di più. E lei ci ha portato comunque un violino. Intanto parliamo di questo violino, perché questo violino ha una storia. Certo, questo violino ha una storia importante, è un violino veneziano costruito a Venezia proprio nel 1740 da Serafin, Santo Serafin, che è stato uno dei più grandi maestri della liuteria veneziana. Questo è un violino appunto che ha una storia importante, si chiama Lachmann, è un violino che è stato suonato in passato da importanti violinisti, tra i quali
Franco Gulli, che è stato uno dei più grandi violinisti italiani del secolo scorso, veramente un grande violinista, che l'ha suonato per un periodo, del quale violinista ricorrono quest'anno i 100 anni dalla nascita, proprio nel settembre. Abbiamo appena dedicato un concerto appunto a Franco Gulli, a Conegliano, e questo violino ho l'onore di suonarlo da poco tempo. Ho suonato per molti anni prima un altro violino del Settecento e ora appunto ho questo piacere di suonare. È un violino molto bello anche esteticamente, con questo bellissimo fondo a occhio di pernice, e quindi naturalmente è un grande piacere. Senti, diplomato a 15 anni e poi esibizioni come quelle che abbiamo visto e abbiamo sentito, che cosa ci vuole per arrivare ad un livello importante come il tuo? Ci vuole lavoro, molto, dedizione, disciplina, abnegazione sicuramente. Naturalmente il talento conta, avere la propria propensione per lo strumento, per la musica, e poi però dedicarsi pienamente. Ci vogliono tante cose, tanti ingredienti, un po' di fortuna naturalmente, gli incontri giusti, molta immaginazione ci vuole, perché la musica non può essere fatta se non si ha immaginazione. Arriva un momento in cui, diciamo, non basta più la tecnica, non basta più lo studio, ci vuole l'immaginazione che ti fa pensare a come raggiungere l'idea che tu hai in mente. Quindi non è solo una questione di tecnica e di esercizio. A te quando ti è venuta questa passione importante per uno strumento come il violino? Dunque, la scoperta del violino è arrivata a 7 anni, 6-7 anni, nel senso che l'ho sentito e da quel momento ho deciso che avrei suonato il violino e ho solo pensato a quello. Poi è cresciuta e si è alimentata sempre di più la passione nel corso degli anni. Noi poi intanto vediamo man mano anche le immagini bellissime dell'esibizione. Cosa provi quando sali su un palco? Perché insomma sei giovanissimo, anche se, l'abbiamo detto, una formazione internazionale importante. Quando sali sul palco? Il palco è un luogo molto speciale. Naturalmente c'è palco e palco, quindi quello che si prova dipende naturalmente anche dalla situazione. Ci possono essere molte persone, poche, 1 migliaio, 50. Si suona naturalmente con la stessa passione per una persona come per 500, però logicamente il palco dà quella emozione, quella tensione che è un'arma a doppio taglio, perché naturalmente può mettere in difficoltà, ma è anche l'elemento che rende veramente unica, speciale l'esibizione in pubblico, che non si può comparare con un CD, per esempio, con una registrazione. Per quanto oggi con la tecnologia abbiamo un vantaggio enorme, ma c'è il pericolo oggigiorno proprio di perdere alla fine il contatto diretto. Il contatto con la gente. Certo, sì. A un giovane tu cosa diresti? Un amante della musica, un amante degli strumenti? Che consiglio daresti? Perché insomma di strada ce n'è da fare, come hai detto tu, ci vuole passione, ma ci vuole anche tanta abnegazione e tanto lavoro dietro. Ci vuole tantissimo lavoro, ma se c'è la passione, se c'è il talento, perché senza il talento e la propensione non è la stessa cosa, però se ci sono questi elementi vale la pena quantomeno di provarci. Comunque fare musica fa bene, a prescindere. Basti pensare alle famiglie di Vienna di un tempo e di oggi anche, e non solo di Vienna, che hanno questa propria tradizione di suonare e di fare musica anche in famiglia. Questo fa benissimo alla società, personalmente è un arricchimento. E prima di parlare però di questo festival internazionale che nascerà a Conegliano, prima di parlare di questo, tu hai girato tutto il mondo. Abbastanza, insomma. C'è un'esibizione che ti è rimasta più nel cuore rispetto ad altre oppure no?
Devo dire che sono rimasto veramente profondamente colpito dai ragazzi del sistema di Caracas, in Venezuela. Sono stato lì l'anno scorso, no, 2 anni fa, a Caracas e appunto, no, l'anno scorso, mi confondo con gli anni. Dunque ho avuto questa occasione di suonare da solista con l'Orchestra Sinfonica Nazionale del Sistema. Per chi non sapesse, il Sistema è un progetto sociale nato 50 anni fa, hanno celebrato i 50 anni, da un piccolo garage che è diventato appunto un corpo addirittura internazionale che dà sostegno ed aiuto e gioia a centinaia di migliaia di ragazzi in Venezuela e anche in tutto il mondo. L'impatto è stato veramente incredibile, inimmaginabile e mi ha lasciato profondamente segnato. E è qualcosa che bisogna sentire dal vivo perché non si può riprodurre a parole facilmente. Infatti io ti avrei chiesto che effetto ha fatto a questi giovani. Fortissimo, ho avuto per 2 settimane al ritorno ancora la nostalgia di quei momenti perché è stato veramente straordinario, questa forza, questa energia, questo spirito che hanno del riscatto delle loro vite e sono tra l'altro una delle migliori orchestre del mondo, quindi sì. Quello che ti chiedo è, i giovani, a parte adesso i giovani di Caracas, ma si avvicinano a questa musica, la musica da camera, si avvicinano o secondo te si dovrebbe fare di più? Si può sempre fare molto di più di quello che si sta facendo, però con questo festival vogliamo appunto dare un contributo anche socialmente alla diffusione della bella musica. E parliamo proprio del festival, sì, di questo progetto. Certo, i giovani come me e anche più giovani, i bambini, i ragazzi, apprezzano volentieri quello che gli si dà generalmente. Quindi se gli si dà il bello apprezzano il bello, se gli si dà il brutto apprezzano quello che non è buono per la persona, che non fa bene. Certo che è difficile apprezzare il brutto perché apprezzare qualcosa che però sappiamo che oggigiorno insomma le cose belle fanno più fatica ad emergere, ma tanto più speriamo che questo festival possa essere una piccola perla all'interno di un mondo che la musica cosiddetta classica, la bella musica, non favorisce così tanto. Ecco, vogliamo parlare di questo progetto che nasce a Conegliano, sì. E come si articolerà questo festival? Questo festival contiene diverse cose, naturalmente dei concerti, come ogni festival, ma anche delle prove aperte al pubblico e dei seminari di strumento, che vuol dire appunto delle lezioni, che però non sono delle semplici lezioni, sono dei momenti in cui il pubblico può vedere il lavoro che fanno i maestri con dei giovani musicisti di alto livello. Lo stesso per le prove, sarà possibile partecipare per il pubblico ascoltando e anche in qualche modo, diciamo, essendo coinvolti e partecipando anche, magari facendo delle domande al professore e quindi vedendo tutto il lavoro che c'è dietro alla preparazione di questi capolavori che noi vogliamo presentare. Quindi è in qualche modo qualcosa di nuovo per il territorio e non solo per il nostro territorio, e quindi penso molto interessante perché a parte i concerti si propone appunto il lavoro che si fa e lo si condivide con tutti quelli che abbiano interesse, certo. Chiunque. Naturalmente invitiamo particolarmente i giovani e gli studenti di musica delle scuole di musica che appunto abbiamo invitato del territorio e non solo a partecipare calorosamente, quindi
Il festival va dal 28 aprile al 3 maggio. Perfetto. È una settimana intera, dove? molto intensa, a Conegliano, nel territorio. Un concerto sarà anche a Follina. Tutte le informazioni le troverete anche, le potete trovare su internet, sul sito di Conegliano Classica, che è l'associazione che organizza questo festival, che si chiama Rencontre Musicale, appunto in francese. Questi incontri musicali, su modello appunto di altri festival, importanti festival europei, in cui i musicisti si incontrano tra di loro e lavorano mostrando anche al pubblico e facendo partecipi gli altri. E ci saranno, si è detto, anche scuole di musica, ci saranno studenti Certamente, appassionati. sì. Ma è anche un modo per far avvicinare magari giovani che hanno ascoltato magari meno questo tipo di musica. Certo. Abbiamo pensato appunto a molte occasioni durante questa settimana proprio per attrarre tutti quelli che potenzialmente siano interessati appunto a questo mondo. Abbiamo 3 concerti grandi, il 1° maggio, il 2 maggio e il 3 maggio. Il 1° maggio a Conegliano è un concerto con biglietto d'entrata che si acquista sul sito di Conegliano Classica dell'associazione, oppure per chi non potesse su internet, in ogni caso la sera prima del concerto. Quindi insomma c'è possibilità in ogni caso di avere un biglietto anche cartaceo. Poi un secondo concerto a Follina, all'antica abbazia, che è veramente uno spettacolo, uno dei luoghi più belli che abbiamo qui in Veneto, e direi una delle chiese forse più belle d'Italia. In questa chiesa eseguiremo un capolavoro di Haydn, veramente uno dei massimi lavori della musica da camera e della storia della musica, che sono le 7 ultime parole di Cristo sulla croce, versione per quartetto d'archi. Dopodiché nel terzo concerto torneremo a Conegliano, all'ex convento di San Francesco, un luogo meraviglioso in pieno centro della città, nel chiostro, che ha un'acustica bellissima naturalmente per via delle risonanze che ci sono, e lì porteremo altri capolavori, quintetti, sestetti. Quindi abbiamo scelto, appunto ho scelto tutti brani che rappresentano il meglio della musica da camera, di facile ascolto, allo stesso tempo di grande impatto, ecco. Adesso sarà fatto a Conegliano, avete magari in mente di renderlo itinerante, di spostarlo, di fare ancora queste iniziative anche nel resto del Veneto? Certo, noi ci auspichiamo che si possa espandere questa iniziativa anche nel resto del territorio del Veneto e anche a livello internazionale. È un festival internazionale ed è un festival europeo anche nello specifico. Infatti per me è importante anche dare questo messaggio di un festival che raccoglie il meglio dei musicisti europei, perché i musicisti che vengono, dei quali magari faccio un cenno anche, appunto provengono da diversi paesi europei, e il messaggio che vorrei lasciare, che vogliamo lasciare, è anche il messaggio di un'Europa che è l'Europa appunto che è basata sulla cultura, sulla grande cultura, e che è la vera Europa che noi vogliamo, insomma, e che dovrebbe essere, che purtroppo non stiamo vedendo in questi tempi. Vediamo purtroppo cose molto brutte, per cui all'interno di questo quadro anche globale, generale, odierno, di guerre, conflitti, situazioni veramente molto negative, cerchiamo di dare nel piccolo naturalmente un contributo di miglioramento, ma sappiamo che anche le piccole cose hanno sempre un'influenza molto grande, diciamo, è un messaggio importante nella società, per cui vogliamo dare anche questo messaggio appunto generale a livello sociale. Ecco, prima di chiudere, dicevi, ci sono musicisti che arrivano un po' da tutta Europa. Sì, dunque avremo una dozzina di musicisti, tra i quali cito
in primis Anna Ciumachenko, che è una grande violinista, una dei più grandi violinisti viventi, nonché è stata la mia maestra per molti anni in Spagna e in Germania, la quale appunto sarà madrina del festival in qualche modo. È una dei più grandi docenti di violino appunto al mondo, che appunto parteciperà in qualità di docente, in qualità di musicista, di violinista, nonché altri. I nomi sono parecchi, naturalmente si possono trovare tutte le informazioni su internet. E anche faccio un cenno appunto a quello che suoneremo. Ci saranno musiche di Haydn, di Mozart, di Boccherini, di Brahms, di Dvořák, quindi passiamo in rassegna tutto il classicismo, anche l'epoca barocca fino al romanticismo, ecco, quindi il ventaglio è molto ampio. L'invito insomma è di venire ad ascoltare e avvicinarsi soprattutto a questo. Io invito veramente calorosamente tutti quelli che sono in zona e non solo, qui ci ascoltano insomma in modo molto esteso. Conegliano sarà appunto aperta, avrà le porte aperte a tutti, i luoghi sono veramente molto belli, anche sono degli ambienti storici e quindi anche di grande bellezza. I musicisti che partecipano sono di grande caratura. Posso dire che appunto per approfondire si può cercare su internet, anche naturalmente nelle piattaforme sociali abbiamo messo tutte le informazioni. E io ricordo che sarà dal 28 aprile al 3 maggio. Sì, questo è importante, tutte le informazioni le trovate su internet. Certo. I concerti principali il 1° maggio, il 2 maggio e il 3 maggio. Okay. E oltre a tutti i musicisti, l'avete sentito, di caratura internazionale, europea, ci sarà ovviamente anche Paolo Tagliamento a suonare. Abbiamo sentito davvero proprio un piccolo assaggio di quello che potrete sentire invece in questo bellissimo festival nato per la prima volta e che si spera che continuerà anche nei prossimi anni. Io ringrazio, perché vado in pubblicità, grazie davvero a Paolo Tagliamento. Grazie, ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. E siamo tornati nuovamente in studio, una parentesi musicale quella che abbiamo visto, adesso invece però torniamo a parlare di cronaca, lo facciamo con Andrea Macari, sindaco di Gevere del Montello. Buongiorno, grazie per essere Daniela, qui. Grazie per l'invito e buongiorno a tutti. E noi torniamo a parlare con la notizia con cui abbiamo aperto la nostra edizione, con cui apriremo i nostri telegiornali, che è purtroppo un nuovo assalto in villa, in casa di un imprenditore di San Zenone degli Ezzelini, picchiato, legato e rapinato. Stessa cosa era accaduta pochi giorni fa anche nel Vicentino, dove era stato picchiato, malmenato e rapinato con la famiglia, fra l'altro all'interno il senatore Filippi. Insomma, una situazione difficilissima quella che si sta vivendo. Lo ricordo poi che il senatore sarà qua, l'imprenditore sarà qua per la nostra trasmissione di Ring questa sera. Sindaco, è un problema davvero difficile questo, e non posso neanche dire preoccupante, perché questi rapinatori entrano e prima ancora di parlare picchiano. No, è un problema difficile, difficilissimo, e tutto il mio supporto e anche preoccupazione. Spero insomma che anche l'imprenditore di San Zenone insomma si rimetta presto. So che è in ospedale e è gravissimo. Poi noi sindaci che abbiamo a carico la sicurezza dei nostri cittadini è di difficile gestione, proprio per la rapidità e la crudeltà di questi episodi, che sono anche di difficile previsione. Noi siamo sempre a contatto con le forze dell'ordine, cerchiamo di essere allineanti, cerchiamo di sensibilizzare i cittadini. Mi è capitato non più di 15 giorni fa dare le giuste informazioni e utilizzare i canali istituzionali, che sono sempre quelli più sicuri e seri. Ma in questo caso qua insomma è qualcosa che va anche oltre a quella che potrebbe essere la paura della malvivenza, chiamiamola classica, che proprio non è il termine giusto, ma questa è violenza e anche preoccupazione, e quindi assolutamente come sindaci dobbiamo collaborare sempre più a stretto giro con le forze dell'ordine, proprio per cercare di prevenire questi episodi. E c'è un'escalation in questi colpi, in queste rapine, di violenza, cioè prima si picchia e poi... È proprio questa la questione, nel senso che sono degli episodi che
magari non ne siamo abituati e non vorremmo mai esserlo, che sia chiaro, ma appunto è un caso che va preso come segnalazione forte, perché queste persone arrivano con violenza e ti entrano in casa e tu non te ne accorgi nemmeno, addirittura sulla questione di Vicenza con 2 bambine, con la moglie, in cui anche là da sottolineare la gravità dell'accaduto, e questi sono veramente dei delinquenti, diciamo, sprovveduti anche a un certo punto, perché arrivano proprio con violenza. Quello che posso dire non saprei, perché trovarsi in una situazione del genere è complesso e poi non possiamo qua fare, diciamo, i teologi o gli idealisti di una situazione. Quello che però dico sempre è, in questo caso qua, noi siamo dalla parte del debole, quindi cerchiamo di non reagire e evitare il peggio. Questa è una cosa che posso dire in piena tranquillità, insomma, non reagiamo, cerchiamo di evitare il peggio, cerchiamo di preservare intanto la nostra vita. Però, ripeto, è una situazione che va sicuramente analizzata e portata sotto gli occhi, la lente di ingrandimento, insomma, di tutti. Ecco, ricordiamo che nell'ultimo assalto in villa all'imprenditore di San Zenone degli Ezzelini, il bottino si aggira intorno ai 20.000 euro, però è stata rubata anche una pistola, quindi questi malviventi sono anche armati ora. Indagini in corso per capire se possano o meno, perché ovviamente non si sa, essere gli stessi che avevano rapinato la villa nel Vicentino del senatore Alberto Filippi, e c'è però adesso, non c'è adesso, diciamo che continua la percezione di insicurezza da parte dei cittadini. Sì, questo è un tema in cui spesso noi sindaci veniamo presi, diciamo, coinvolti, giustamente, perché poi è nostra la responsabilità della loro sicurezza, e che c'è è complesso gestirla. Uno, proprio per questi fatti che poi aumentano la paura e aumentano la percezione dell'insicurezza. 2, siamo in costante, dicevo prima, aggiornamento con le forze dell'ordine, con gli enti preposti, per cercare di ristabilire l'ordine, ma anche loro dicono è un problema anche di quantità di persone che sono a servizio, insomma, di queste aree. Nella nostra, parlando con il comandante della stazione, insomma, che poi governa in Giavra, è proprio un tema anche di priorità che devi dare, ma anche come sindaco capita a volte di dare la priorità alle informazioni che ti arrivano, e tante volte, come mi è successo, le informazioni dilagano in maniera distorta e magari portano addirittura a quell'insicurezza in più rispetto a quella che è poi la situazione reale dei fatti. In questo caso, ripeto, no, assolutamente è da monitorare, soprattutto che adesso sono armati, e soprattutto da monitorare, ma nella percezione generale proprio la continua violenza che vediamo, che ci viene riportata poi anche da voi giornalisti come cronaca, porta che l'attivazione anche di vari elementi possono essere di volta in volta analizzati, e devi fare la scelta giusta, che è in base alle informazioni quali, quelle che però consiglio ai cittadini arrivano dalle istituzioni, certo, perché a volte il terrorismo può diventare peggiore di quello che è poi il fatto in sé, quindi è da segnalare, da utilizzare i canali istituzionali. Se vedete delle questioni anomale, utilizzate i canali istituzionali quali forze dell'ordine, sindaco, insomma chi deve occuparsi della vostra sicurezza, certo, ma ripeto, poi capitano questi fatti e quindi sale la tensione, insomma, dei cittadini. Noi parliamo di violenza, questa è tale nelle case, però c'è anche un'altra problematica che si discute spesso, ed è un po' il disagio giovanile, la violenza all'interno delle scuole, ed è una problematica anche questa che sta preoccupando, visto anche qui in questo caso purtroppo escalation di fatti gravi che coinvolgono proprio dei ragazzini. Sì, diciamo che soprattutto il disagio giovanile, la tendenza di non avere più quegli standard di valori che una volta c'erano condivisi dalle generazioni un po' più vecchie, parlo dei miei genitori, insomma sta mancando quel supporto che secondo me nasce sempre dalla famiglia. La violenza dei giovani, che poi sfocia in violenza, ma io a volte è in disagio e sono preoccupato, perché poi io dico sempre che loro sono il nostro futuro, quindi dobbiamo dare quella particolare attenzione al loro futuro, e quindi come sindaco, come visione politica del futuro, è una categoria in cui dobbiamo investire tanto. Investire
sul loro disagio, che nasce da un cambiamento della società che per alcuni versi è positivo, ma per altri versi magari ha tolto quella parte di contatto di quei valori che stanno scomparendo o si stanno offuscando rispetto ad altri che stanno emergendo. Dobbiamo essere in linea col progresso, per carità, però io dico sempre che quei valori riportati in chiave moderna ne abbiamo bisogno noi, ma ne hanno bisogno i giovani. Quindi è da lavorare sui giovani, ma partendo dalle famiglie e insistendo che le famiglie comincino a rigenerare quella gerarchia, diciamo, di rispetto. Manca secondo lei quindi anche un po', in alcuni casi, ovviamente non in tutti, quell'istituzione fondamentale che è la famiglia? Assolutamente, diciamo, nei casi insomma, che anche recentemente mi è colto un attimo di gestire, la genesi parte dalla famiglia in cui vengono trascurate alcune regole, perché poi si basa semplicemente su darsi delle regole, a volte mancano. Attenzione, i ragazzi ce ne sono l'89, il 90% sono fantastici, cioè non voglio demonizzare la gioventù, ma andare ad analizzare i casi particolari, per carità, perché poi parliamo troppo poco spesso di quelli che fanno la differenza in maniera positiva. E come, una parentesi, il ragazzo che abbiamo visto, insomma, violinista di fama internazionale che ha dedicato la sua vita, dedica la sua vita alla musica, insomma, quindi ecco, questi sono casi, esempi che noi speriamo che altri giovani possano seguire. Assolutamente sì, e quindi andando però a vedere che la curva, insomma, del disagio sta crescendo, e tendenzialmente è da fare un esame su quello che sono i valori da cui vengono generate questa attenzione, ma non solo dalla famiglia, anche dalla comunità stessa. Io professo che la comunità deve essere viva, deve essere presente, deve socializzare, deve essere in piazza, anche a prevenzione di quegli atti, insomma, che abbiamo, non a livello, ma di quello che può essere, diciamo, la malvivenza, perché se invadi i luoghi in maniera positiva vai a togliere spazio a chi li invade in maniera negativa. Quindi è un contesto in cui tutti quanti ci dobbiamo mettere la mano nella coscienza, riportare in chiave moderna quei valori che una volta davano il rispetto, davano il valore della cura delle cose, davano delle regole per poter convivere e poter anche crescere all'interno di queste regole. Poi siamo i primi che abbiamo bisogno di sbagliare, nella fase di sviluppo lo sbaglio è educativo, ma bisogna dire il limite dello sbaglio, bisogna dare la regola a dove è lo sbaglio, dove deve arrivare, perché se non facciamo questo poi degenera in cattivi esempi e in non limiti, insomma. E i sindaci si trovano con un fenomeno, quello della devianza giovanile, che è cresciuto davvero negli ultimi anni, quindi con un fenomeno, possiamo dirlo, non nuovo, però insomma, diciamo, più importante rispetto a prima. Sì, quindi noi dobbiamo gestirlo, dobbiamo gestire la quotidianità, che è importante, gestire il caso, nel senso che tante volte è esagerazione dell'interpretazione della libertà giovanile, cioè bisogna anche capire, avere la cognizione corretta di cosa è che i giovani fanno e non può andare bene per il loro futuro, di cosa è che i giovani fanno perché sono giovani e quindi hanno bisogno anche di testare, di provare. Sono stato giovane anch'io. L'importante è non oltrepassare certe regole, certi limiti. Esattamente, quindi è importante anche capire come noi dobbiamo un attimo veicolare, che poi, ripeto, diventa un panico anche e andare a decidere qual è il percorso, diciamo, quotidiano nel capire qual è un tema e quale non è un tema, qual è una goliardata, no? E a volte è giusto che le fate anch'io, ne ho fatte anche troppe. Però la cosa che noi dobbiamo fare è investire e fare della cultura, ma anche delle azioni doing, nel fare, per cominciare a veicolarli verso un'altra strada. Stiamo capendo che ci sono dei temi, stiamo capendo che alcune cose non vanno bene, che succedano, ma allora non è che lo capiamo, dobbiamo cominciare a mettere dei piani programmatici in modo che nel tempo si possa ristabilire. C'è questo... Allora, noi stiamo lavorando con i giovani in questo momento c'è un bel progetto che vogliamo mettere a terra, lo stiamo perfezionando, poi lo metteremo in campo,
ed è di fare una redazione con i giovani, quindi rubarti un po' il mestiere. Ah, perfetto. Noi siamo sempre disponibili per i giovani. Ma perché? Non perché abbiamo bisogno dei media già, perché se diamo loro lo spazio di dire quello che pensano, magari possiamo anche capire esattamente cosa fare. Quindi andare a fare un'azione del genere in cui stiamo mettendo giù questo progetto, in cui vanno a lavorare con tutti gli ambiti, cioè da quello culturale a quello territoriale, a quello con le associazioni, a quello con le istituzioni, a quello proprio, e danno una visione e hanno lo spazio anche di dire la loro, magari quello è lo strumento che cominciamo a farli comunicare, a farli interagire con noi. E questo è importante perché poi ti dà i dati, gli elementi per poter magari capire anche noi come muoverci, perché non è semplice, ripeto, è cambiato un po' il modello familiare, come dicevo prima, è cambiato il modello culturale e le decisioni magari si riferiscono ad anni passati che non sono più efficaci. Quindi la vostra idea è quella di dare la possibilità loro di parlare per poter anche magari identificare, intercettare se c'è qualche magari soggetto che ha qualche difficoltà e poter intervenire prima che poi accada invece. Assolutamente. Io quando ero assessore ho lavorato nelle politiche giovanili d'area in cui avevamo individuato il lavoro e il progetto Radar di cui sponsorizzo, che è ancora molto presente nell'area montebellunese, ha fatto un bellissimo lavoro di coinvolgere nel mondo lavorativo e di coinvolgere le aziende a parlare diversamente ai giovani rispetto e ha avuto anche dei successi di integrazione lavorativa e di assunzione. Quindi sono tutte quelle dinamiche che sono completamente cambiate, che in ogni ambito hanno bisogno di un punto di vista diverso, no? Certo. Ma che tengano sempre come minimo comune denominatore il valore. Quindi, che è importantissimo dei giovani. Assolutamente. Io ringrazio davvero Andrea Maccari perché vedo che già mi lampeggiano che siamo alla fine, grazie davvero. Grazie. E insomma speriamo di averlo di nuovo qua anche per parlare di questo progetto bello appena sarà avviato. Vi ricordo questa sera la nostra trasmissione in prima serata Ring, gli ospiti Fabio Crea, Fratelli d'Italia, Giulia Princivalli, Alleanza Verdi Sinistra, Fabio Chies, Fratelli d'Italia, Riccardo Szumski, Resistere Veneto, e poi, l'avevo detto prima, alle 22:30 ci sarà l'imprenditore Alberto Filippi, imprenditore che è stato picchiato e rapinato all'interno della sua abitazione da un comando di malviventi. All'interno c'era anche la famiglia, l'abbiamo sentito poco fa con le sue parole, ci racconterà quello che è avvenuto. Questi dunque gli ospiti, io ringrazio i registi Simone Merlo e Tommaso Migot che ci hanno seguito e vi do appuntamento alla prima edizione per domani. Grazie, arrivederci.